Giulio Lauri, capogruppo per SEL, Sinistra Ecologia e Libertà in Consiglio regionale, a Tolmezzo per fare un incontro dove si traccerà il bilancio di 2 anni di amministrazione regionale. A che punto siamo? Ma noi diamo un bilancio molto positivo del lavoro che abbiamo fatto in questi primi 2 anni di governo della regione. Abbiamo preso, diciamo, il governo, abbiamo cominciato questa esperienza di governo in un momento molto complicato, con la crisi economica al massimo della sua, diciamo, forza, e pensiamo di aver cominciato a fare le prime cose, in particolare sulle politiche economiche, in grado di mettere la regione sulla strada di uscita da questa crisi. Ricordo il piano rilancio impresa, ricordo le nuove politiche industriali che fino a pochi anni fa erano una bestemmia. Oggi la regione ha finalmente delle nuove politiche industriali in cui decide i settori dell'economia su cui vuole investire. Ricordo il piano di sviluppo rurale. Insomma, stiamo mettendo in atto tutta una serie di interventi che dovrebbero ricominciare a dare dei segnali positivi anche sull'occupazione e sul benessere dei cittadini di questa regione. Non sono mancati comunque gli scontri con il PD, il partito di maggioranza relativa. Voi avete cercato di tenere la barra a sinistra. Abbiamo cercato di tenere la barra a sinistra, ma devo dire senza grandi sforzi. Non è vero che ci sono stati molti scontri. Per fortuna tutta la maggioranza sta portando avanti delle politiche che noi riteniamo molto condivisibili e che io penso siano delle politiche molto di sinistra. La misura sul sostegno al reddito, il Friuli Venezia Giulia è la prima regione a metterla in campo, in Italia tutti le parlano, noi l'abbiamo fatto ed è un intervento concreto che andrà a favore dei ceti più deboli e più bassi, integrando il reddito delle persone che hanno un ISEE insufficiente ad avere un livello di dignità. Quindi, diciamo così, è tutto il centro-sinistra che sta portando avanti queste politiche e noi siamo soddisfatti. Per il momento devo dire che non ci sono stati scontri e di questo non posso che essere contento. Per quanto riguarda l'Alto Friuli in particolare, su cosa orienterete le vostre politiche ora? Ma per quanto riguarda l'Alto Friuli, direi che staranno dentro le politiche in generale per le montagne. Sono stati fatti recentemente gli Stati Generali della Montagna, è stata un'occasione per inquadrare le proposte e raccogliere anche, diciamo, appunto delle domande da parte del territorio e costruire delle politiche che staranno dentro le grandi riforme che abbiamo messo in campo.